A Bihać, in Bosnia, alcune migliaia di Hazara perseguitati dai talebani in Afghanistan stanno tentando di entrare nell'Unione Europea. Paese che vai, Green Pass che trovi. L'Unione Europea non è riuscita a imporre un certificato sanitario unico. Est-Ovest ha intervistato il presidente sloveno Borut Pahor, che giovedì a Gorizia e Nova Gorica incontrerà Sergio Mattarella. La disputa tra Varsavia e Bruxelles sulla preminenza del diritto nazionale su quello europeo potrebbe produrre una polexit. L'idolo di Shigir, un totem di legno ritrovato in Siberia, ha più di 11.000 anni, è più antico delle piramidi. Nel bosco si sentono le urla. I poliziotti croati mascherati con passamontagna colpiscono con i bastoni, i tonfa, spingendo i migranti verso il fiume, la frontiera con la Bosnia-Herzegovina. Le immagini raccolte dal Lighthouse Reports, un consorzio di giornalismo investigativo, documentano i respingimenti contrari al diritto internazionale operati dalla Croazia. Dopo le iniziali esitazioni, Zagabria ha ammesso che gli uomini mascherati sono del Ministero degli Interni. Il loro compito è impedire che i migranti possano entrare in Unione Europea e fare richieste di asilo. Quelli che riescono a passare il confine sono rimandati verso Velika Kladuša. Qui gli afghani vivono in campi improvvisati alla periferia della città. In quello che chiamano helicopter sono quasi tutti Hazara, sciiti, una minoranza perseguitata dai talebani. La simpatia nei loro confronti dopo la caduta di Kabul è durata poco. Ora cercano di raggiungere l'Europa a piedi. Shia people, yeah, Shia. Yes, I'm Hazara. Sì, sono Hazara. Da 3 mesi sto cercando di attraversare la Croazia, ma non ci riesco. Dobbiamo camminare nella foresta 10 giorni con i bambini, con acqua e cibo, senza farci vedere. Se la polizia croata ci trova, ci rimanda indietro. Finora ci hanno sempre deportato, ci prendono i telefonini e danno fuoco ai nostri zaini, poi ci deportano. Firing the bags, burning the bag. We never judge people. Noi non giudichiamo la gente, non possiamo dire che i croati siano cattivi. Ne abbiamo incontrati di buoni, ne abbiamo incontrati di cattivi. Vivere qui è come essere nella giungla. Prima di Velika Kladuša, gli Hazara vivevano in case abbandonate a Bosanska Bojna, un villaggio sul confine. Poi sono stati sgomberati. Ora alcuni sono nelle foreste, la maggioranza qui all'elicotter. Molti raccontano che in Afghanistan lavoravano per la coalizione internazionale. Il loro obiettivo è raggiungere un paese dell'Unione nel quale chiedere asilo. I arrived in Karlovac State. Sono riuscito ad arrivare fino a Karlovac almeno 3 volte, ma mi hanno sempre deportato. No, non ho subito violenze. Ci hanno solo rubato le batterie per le ricariche e i telefonini. Sanno che li usiamo per orientarci nella foresta, per questo ce li portano via. I bambini del campo si stringono intorno ad Alma, una ragazza bosniaca. Anche lei da bambina ha conosciuto la guerra. Ora, con la sua associazione, Rama, aiuta i migranti bloccati nella sua città, portando loro cibo. Ho iniziato a dare una mano quando i migranti erano molti meno di oggi e qui a Velika Kladuša tutti cercavano di aiutarli. Anche noi siamo stati in guerra, siamo stati profughi, sappiamo cosa vuol dire. Poi la gente si è stancata. Io ho continuato, è difficile spiegare perché, ma sono contenta di farlo. Meni je drago. Per i ragazzi senza bambini, provare ad attraversare la frontiera, fare il game è più facile. Ci sono 49 chilometri da percorrere per arrivare in Slovenia e da lì cercare di raggiungere Trieste con l'aiuto dei trafficanti per chi li può pagare. Mingo Italia. Vado in Italia, faccio il game per l'Italia. How many days you have to walk? Devo fare 2 giorni nella giungla e poi c'è il taxi dei trafficanti. Quante volte hai provato il game? Maybe 14 times. 14 volte, sono a Kladuša da 5 mesi. La polizia croata mi ha sempre deportato. Mi hanno deportato anche dalla Slovenia. È pericoloso fare il game? Yes, dangerous. Okay, my friend. Stessa pandemia, soluzioni diverse. Il pass sanitario che tante contraddittorie reazioni sta sollevando.
non ha la stessa applicazione nei paesi dell'Unione, come differenti sono le forme e le motivazioni delle proteste. Le misure in vigore in Italia dal 15 ottobre sono state adottate da altri 10 paesi dell'Unione, tra cui Repubblica Ceca, Grecia e Slovenia. Il governo di Lubiana ha reso obbligatorio il certificato verde al lavoro dal 1 ottobre. Scontri davanti al Parlamento organizzati da Novax e No Green Pass, in un paese dove ancora la metà della popolazione è vaccinata con doppia dose. First of all, I'm here for the future. Sono qui per il futuro dei miei figli, per le generazioni future, perché questa follia deve essere fermata. Solo il potere delle persone, il potere della mente positiva possono costruire un nuovo futuro. Power of people and power of positive mind. Ad Atene le proteste sono iniziate in estate dopo l'annuncio dell'obbligatorietà di almeno una dose per il personale sanitario a partire dal 1 settembre. In 6.000 sono già stati sospesi, potrebbero diventare 10.000. A rischio l'operatività degli ospedali, temono i sindacati. In Grecia l'aspettativa di crescita post-Covid sfiora il 6% contro le previsioni del 3,6%. Merito dei vaccini e dei protocolli di sicurezza a garanzia del turismo, spiegano dal governo. Il Green Pass è obbligatorio per bar, ristoranti, teatri, treni a lunga percorrenza. In ambito lavorativo, pubblico e privato, vaccinazione obbligatoria o doppio tampone settimanale. Nell'Europa dei 27, 14 sono i paesi che richiedono il certificato verde. In alcuni stati non è obbligatorio, è però necessario un test di negatività, un certificato VAX o di guarigione dal Covid-19, come in Austria ed in Germania. In Danimarca invece Green Pass e restrizioni abolite dal 1 settembre grazie ai vaccini somministrati all'80% della popolazione dai 12 anni in su. Nessun Green Pass, ma forti limitazioni per i non vaccinati in 6 paesi dell'Unione, tra cui Slovacchia, Romania e Polonia. A Varsavia è stata proprio la protesta dei medici a tener banco. La pandemia ha messo a nudo le carenze del sistema sanitario. Facciamo appello al governo affinché comprenda finalmente che il servizio sanitario polacco sta morendo. Se la salute delle donne e degli uomini polacchi è valutata così in basso, presto non ci sarà nessuno a curarli. Maglie più larghe sui certificati e passi in Croazia, con oltre il 40% della popolazione vaccinata con 2 dosi, e in Bulgaria, che invece oltrepassa di poco il 19%. Colpa di una campagna di vaccinazione contraddittoria, il parere di una capo infermiera dell'ospedale di Veliko Tarnovo. Alcuni medici hanno detto che i vaccini ci salveranno, altri che erano rischiosi. Inefficienza nella gestione della pandemia in una Romania travolta dalla quarta ondata e con solo il 19% della popolazione vaccinata sono tra gli addebiti rivolti al premier conservatore Florin Kuzu, costretto alle dimissioni. Giovedì i presidenti di Italia e Slovenia Sergio Mattarella e Borut Pahor si incontreranno a Gorizia e Nova Gorica, città che si specchiano sul confine tra i due paesi, città divise dalla storia ma che ora hanno un progetto comune. Nel 2025 saranno insieme capitale europea della cultura. Si vuole amalgamare 2 realtà urbane, proponendo all'Europa un modello di convivenza e di superamento dei rancori prodotti dalla violenza del Novecento. Uno dei principali sponsor politici del progetto è proprio il presidente sloveno Pahor. È un progetto magnifico, ispirato, 2 Gorizie ma una città, almeno in senso metaforico, una città che nel 2025 diventa capitale europea della cultura. È la faccia migliore dell'Unione Europea, la visione di un futuro europeo che crea speranza, un'idea che crea convivenza, tolleranza, rispetto reciproco. Lavoriamo sugli interessi e sulle passioni comuni, ma ci capiamo anche quando abbiamo sensibilità o interessi differenti. Non rinunciamo alle differenze, lavoriamo però su quello che abbiamo in comune.
Pachor e Mattarella nel luglio di un anno fa a Trieste hanno reso omaggio alle vittime del lungo Novecento. A Basovizza si sono inchinati davanti al monumento ai 4 patrioti sloveni fucilati dai fascisti nel 1930. Poi hanno ricordato i morti delle foibe del 1945 e infine a Trieste hanno commemorato il centenario della distruzione del Narodni Dom, la casa della cultura slovena incendiata dagli squadristi nel 1920, gesta di riconciliazione tra vicini rese possibili dal comune contesto europeo. Non è passato nemmeno un anno, posso però dire che reputo quello uno dei giorni più belli della mia vita politica, pieno di emozioni. Penso che quell'avvenimento abbia cambiato in meglio il pulsare del senso comune a Trieste. Quel giorno poi abbiamo firmato un memorandum per la riconsegna del Narodni Dom alla comunità slovena di Trieste e con soddisfazione constato che il governo italiano ha approvato una norma per rispettare questo impegno. È la prova che sta succedendo qualche cosa di grande, di importante. Anche il prossimo incontro con il presidente Mattarella a Gorizia e Nova Gorizia prevedo sarà un impulso positivo, sia come azione concreta sia come atto simbolico. Se a luglio il nostro agire era rivolto al passato, un atto necessario per superare i dolori con pietà e in modo civile, a Gorizia e Nova Gorizia guarderemo al futuro che non può che essere europeo. Ho grandi speranze per questa visita. In questo semestre la Slovenia presiede l'Unione Europea. L'Europa è una costante della politica di Pachor. Nel suo agire si orienta soprattutto verso Berlino, Parigi e Roma. Il premier conservatore Janez Janša invece tende ad allineare la Slovenia con i paesi del patto di Visegrad, soprattutto con l'Ungheria di Orban, e per questo, su temi come la libertà di stampa o lo Stato di diritto, ci sono stati momenti d'attrito tra il governo di Lubiana e la Commissione europea. Da sempre sono convinto che la Slovenia debba far parte, essere aggregata ai paesi che compongono il nucleo centrale dell'Unione, la Francia, la Germania e l'Italia. Naturalmente concordo con chi afferma che dobbiamo avere buone relazioni anche con gli altri paesi, con gli altri stati dell'Unione, anche con i paesi del gruppo di Visegrad. Si tratta però di differenti valutazioni, non di cesure insormontabili. La situazione in Slovenia è tesa, la lotta tra il governo conservatore di Janša e il centro-sinistra è aspra. Pandemia, clausure sanitarie e incertezza economica hanno abbassato la soglia di tolleranza nella società e in questo quadro Pachor è impegnato in una difficile, a volte criticata, opera di mediazione. Un invito al dialogo che è la cifra del carattere prima che della politica di Borut Pachor. Anche quest'anno grande folla per la Velka Pardubička, la corsa di cavalli più famosa e feroce del centro Europa, che nella cittadina ceca si corre dal lontano 1874. Un'edizione preceduta da polemiche dopo che l'anno scorso, dopo un infortunio, è stato abbattuto un cavallo, l'ennesimo. Un fatto però che per la prima volta nella storia ha costretto gli organizzatori a modificare la leggendaria fossa dei taxi. La trincea è ora più bassa ed è stata modificata la pendenza d'atterraggio. Nonostante le modifiche, però, anche quest'anno alla fossa dei taxi ci sono state 2 cadute, per fortuna senza conseguenze per fantini e cavalli. Kaiser Walzer, un cavallo scosso, ha poi creato scompiglio alla siepe dei piccoli giardini, costringendo altri 2 cavalieri al ritiro. Il vincitore del 2019, Teofilos, è caduto più tardi alla recinzione prolungata di Taxis. Ha vinto Talent con il fantino Pavel Slosil. Polexit, un nuovo incubo per l'Europa, l'uscita della Polonia, 40 milioni di abitanti, dall'Unione Europea. La Corte Costituzionale polacca, nominata e controllata dal governo conservatore di Varsavia, ha sentenziato che alcuni regolamenti dell'Unione Europea non sono compatibili con la Costituzione polacca, affermando il primato delle leggi nazionali sul diritto europeo. Il contenzioso riguarda soprattutto l'autonomia mancata del sistema della giustizia,
che è stato messo sotto il controllo del partito al governo Diritto e Giustizia di Jarosław Kaczyński. La decisione della Corte, attesa da mesi, potrebbe incidere negativamente sull'erogazione del Recovery Fund per Varsavia, che Bruxelles condiziona al rispetto dello Stato di diritto. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, attraverso il suo portavoce, ha dichiarato che i trattati sono chiari, tutte le sentenze della Corte di Giustizia UE sono vincolanti e le norme europee hanno il primato sulle leggi nazionali, un principio che la Commissione difenderà con tutti i mezzi che ha a disposizione. La Polonia è entrata nell'Unione Europea nel 2004. Recenti sondaggi d'opinione mostrano che più dell'80% dei polacchi è favorevole alla UE, contemporaneamente però ben il 78% degli intervistati dichiarava che il diritto nazionale doveva essere dominante rispetto alle norme europee. Una contraddizione che, secondo Emiliano Ranocchi, polonista dell'Università di Udine, è un prodotto della storia della Polonia, una nazione che per tutto l'Ottocento e il Novecento ha lottato per l'indipendenza. La Polonia è un paese che è stato lungamente asservito non solamente durante il periodo delle spartizioni per 123 anni, ma anche dopo, durante il periodo sovietico. I polacchi quindi sono particolarmente sensibili sulle questioni della indipendenza ed è evidentemente questo comprensibile. Il problema sorge nel momento in cui questa paura storica, questa memoria storica viene sfruttata da una classe politica senza scrupoli, non per il bene del paese, ma in realtà per allontanare il paese, staccarlo, isolarlo dal resto dell'Europa. L'antieuropeismo del governo non è condiviso da tutti i polacchi, nemmeno da tutti gli elettori del Partito Diritto e Giustizia. La rinascita economica della nazione è stata finanziata in buona parte con fondi europei. La Commissione europea ora sta valutando il blocco dei fondi per la ristrutturazione del dopo Covid per la Polonia, 36 miliardi di euro, 24 di sovvenzioni e 12 di prestiti. Da alcuni mesi però, sempre più spesso, esponenti della maggioranza conservatore al governo a Varsavia parlano di Polexit. In questo momento ancora l'idea di un'uscita della Polonia dall'Unione Europea ci sembra abbastanza fantascienza, ma ricordiamo che qualche anno fa era la stessa cosa con la Gran Bretagna, eppure si è verificata. Indubbiamente ci sono delle analogie tra le due situazioni, è un caso abbastanza simile di un paese che adotta una politica autolesionista sostanzialmente. Questa potrebbe essere la prima volta nella storia in cui la Polonia non potrà accusare i vicini della propria rovina politica. Per ora con la Polonia di Kaczyński si è schierata l'Ungheria di Orban. È uno dei simboli della Siberia, uno dei più antichi monumenti creati dall'uomo. L'idolo di Shigir, una scultura in legno più antica delle piramidi. L'idolo, conservato nel museo storico della regione di Sverdlovsk, fu trovato nell'acquitrino di Shigir a 70 km da Jekaterinburg nel 1894 da dei cercatori d'oro. Gli elementi acidi della torba che lo copriva e l'assenza di ossigeno hanno impedito la decomposizione del legno. Gli archeologi all'inizio del Novecento valutavano che la scultura, alta più di 5 metri e scolpita nel tronco di un larice, avesse circa 4.000 anni. Negli anni 90, nei laboratori di Mosca e San Pietroburgo, fu determinata una nuova datazione. Nel 1997 è stato fatto per la prima volta un tentativo di datare l'idolo. È stato fatto usando il metodo dell'analisi a radiocarbonio e la data ottenuta, 9.000 anni e mezzo, ha sorpreso molto i ricercatori e ha sollevato molte domande. Alcuni scienziati ritenevano che tracce di incendi e la presenza di granito nel luogo del ritrovamento potevano aver alterato le analisi al radiocarbonio. Dubbi confermati da recenti indagini fatte da ricercatori tedeschi e russi che con le attuali tecniche della spettrometria di massa hanno dimostrato che l'idolo ha circa 11.500 anni. Per comprendere il valore del ritrovamento e della nuova datazione è necessario avere ben presente che 11.500 anni fa, quando l'idolo è stato scolpito, era la fine dell'era glaciale e l'inizio dell'Olocene, il periodo in cui viviamo tuttora.
La nuova datazione ha indotto la revisione di molte certezze scientifiche nella paleoarcheologia. Le ricerche sul grande idolo di Shigir stanno cambiando molte teorie e supposizioni sulla preistoria. Alcuni nostri colleghi, soprattutto occidentali, affermavano la teoria che le religioni e la mitologia più sviluppate fossero una caratteristica degli agricoltori e degli allevatori di bestiame, mentre per i cacciatori, i pescatori e i raccoglitori tutto era molto più primitivo. L'idolo invece dimostra che questi cacciatori e raccoglitori avevano un loro sistema di simboli, un'immagine del mondo più complessa. L'idolo è una statua composta da una base rotonda, un corpo piatto e una testa a forma sferica, coperta da incisioni a zig-zag e dai rilievi di 6 volti umani. Suppongo che l'idolo si trovasse in un santuario associato a qualche rito di iniziazione, il passaggio di un adolescente tra i membri adulti della tribù. Probabilmente vi portavano gli adolescenti che avevano superato diverse prove e dimostrato che potevano essere adulti. Nel santuario veniva raccontata, mostrando i personaggi scolpiti nell'idolo, l'origine del mondo, l'origine della loro stirpe e la storia della tribù. Una curiosità, la scultura è esposta in un contenitore di vetro riempito di gas inerte. L'apparato è stato realizzato modificando il progetto di un'incubatrice per neonati.